Una notizia sorprendente appena arrivata direttamente dal Perù e promette di suscitare la curiosità dei tifosi napoletani. Il Napoli, fedele alla sua tradizione di cercare giovani talenti promettenti in tutto il mondo, sembra aver rivolto la sua attenzione al Sud America. Questa volta, il nome che compare sul radar azzurro è quello di Cessaringa, terzino sinistro peruviano di soli 23 anni, indicato dalla stampa locale come il futuro del calcio peruviano. La notizia è stata diffusa dall'emittente Roro Network 2 e, se confermata, potrebbe segnare l'inizio di un nuovo e interessante ponte tra il Napoli e il calcio sudamericano. Il club guidato da Antonio Conte e amministrato da Aurelio De Laurentiis continua a lavorare con una filosofia chiara: unire giovinezza, energia e proiezione internazionale in una rosa sempre più competitiva. Secondo le informazioni provenienti dal Perù, il Napoli starebbe osservando da vicino il giovane Cessaringa, che attualmente gioca nell'Universitario, squadra tradizionale della prima divisione peruviana. Secondo il rapporto, il giocatore avrebbe due opzioni di carriera aperte: un trasferimento alla MLS negli Stati Uniti o un salto diretto alla Serie A italiana, con il Napoli che appare come il principale interessato europeo. O c'è un giocatore che ha due opzioni, la MLS e la Serie A. L'opzione italiana è il Napoli. La più grande sarebbe la Lega Americana, ma c'è una reale possibilità che Cessaringa si trasferisca alla Azzurra. Lui è il futuro del calcio peruviano. È quanto ha affermato il giornalista di Roro Network 2, rafforzando la credibilità della voce e accendendo l'entusiasmo tra i tifosi locali. Se l'affare andrà in porto, il Napoli sarebbe il primo grande club europeo a scommettere su Inga, dimostrando ancora una volta la sua lungimiranza e la sua capacità di anticipare i concorrenti nei mercati emergenti. Le caratteristiche del giocatore attirano l'attenzione. Cessaringa è un terzino moderno, con una forte presenza offensiva, esplosività fisica e buona capacità di recupero. Noto per le sue potenti azioni sulla fascia sinistra, il peruviano unisce forza e tecnica, oltre a un fiuto del gol superiore alla media per la sua posizione. Le sue recenti prestazioni con l'Universitario e con le nazionali giovanili del Perù rivelano un atleta disciplinato, con una forte personalità e un enorme margine di crescita. È il tipo di giocatore che Antonio Conte apprezza: combattivo, dedito e con un potenziale di evoluzione all'interno di un sistema tattico rigoroso. Fonti vicine al Napoli indicano che, per ora, non ci sono trattative formali in corso, ma l'interesse è reale. Il club azzurro sta ampliando la sua rete di osservatori in Sud America, in particolare in Perù, Cile e Colombia, alla ricerca di giovani talenti che possano essere plasmati nel calcio europeo. Questa strategia di prospezione anticipata fa parte della visione di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, che punta su acquisti a basso costo con un alto potenziale di rivalutazione futura. In altre parole, il club vuole trovare il prossimo diamante grezzo prima dei rivali. L'interesse per Inga rafforza anche l'impegno di Conte a rinnovare la rosa e a cercare alternative in posizioni specifiche. Il terzino sinistro è una delle aree in cui l'allenatore desidera maggiore profondità, dato che l'attuale titolare è stato sottoposto a un intenso carico di lavoro in tutte le competizioni. Un giocatore giovane e gonfiato come Inga potrebbe offrire rotazione, oltre a rappresentare una scommessa sicura per il futuro. L'idea sarebbe quella di integrarlo gradualmente nella rosa principale, consentendogli di adattarsi al calcio italiano e all'esigente stile di lavoro dell'allenatore. Sebbene la voce sia ancora in fase embrionale, la possibilità di vedere un talento sudamericano indossare la maglia del Napoli suscita entusiasmo. Il calcio peruviano, noto per la sua tecnica e intensità, ha rivelato negli ultimi anni giocatori con caratteristiche che si adattano al modello europeo. E Inga sembra rappresentare proprio questo: una nuova generazione di atleti concentrati, disciplinati e pronti a fare il salto internazionale. Ora, la grande domanda è: il Napoli punterà davvero su Cessaringa come suo prossimo talento internazionale? I tifosi napoletani hanno già iniziato a discutere l'argomento, divisi tra curiosità e aspettative. La mossa fa parte di una chiara strategia a lungo termine: mantenere il club competitivo, innovativo e attento alle opportunità al di fuori dei grandi e tradizionali centri di mercato. E tu, tifoso del Napoli, cosa ne pensi di questa possibile scommessa sul giovane terzino peruviano? Credi che Antonio Conte debba investire su Cessaringa e aprire le porte a un nuovo talento sudamericano?
Lascia la tua opinione qui nei commenti e dici se approvi questa mossa audace della dirigenza. E, naturalmente, se ti è piaciuto questo aggiornamento esclusivo direttamente dal Perù, non dimenticare di lasciare il tuo super grazie per rafforzare il canale e mostrare la forza dei tifosi azzurri che seguono il Napoli in ogni angolo del mondo. Forza Napoli sempre!